14 piste rosse, 13 piste blu, 5 nere ed uno snow park per un totale di 24 km di adrenalina pura. Signori, benvenuti nello schiare dello Zoncolan. Buongiorno squadra, temperatura esterna 7.6, temperatura interna 8.2, sono le 6.50, direzione Zoncolan. L'area ski dello Zoncolan prende il nome dall'omonima montagna appartenente alla catena montuosa delle Alpi Carniche. Siamo ad un'altezza di 1764 metri, anche se gli impianti sciistici arrivano fino al Monte Tamai, 206 metri più alto, e da cui parte una lunga rossa che, volendo attenersi a destra, si trasforma in nera. Eccoci qua, raggiunto lo Zoncolan. Wow, mamma mia! Piste battute a biliardo, direi. Giornatona, credo che oggi ci sarà il mondo. Allora, strategia da sciatore esperto: sempre si prende prima lo ski pass e poi ci si cambia, perché normalmente la gente arriva, si cambiano tutti quanti e poi tutti quanti partono, codona della Madonna. Quindi ski pass prima e dopo ci si cambia. 8.30, impianti aperti, poca gente, ma durerà poco, ne sono sicuro. Il comprensorio dello Zoncolan offre numerose piste di sci adatte a soddisfare ogni grado di preparazione atletica. Qui sia gli sciatori inesperti che quelli ormai provetti troveranno la giusta dimensione di divertimento, godendo di scorci mozzafiato su un ampio anfiteatro di vette maestose. Adesso andiamo a fare la pista che porta giù a Ravascleto, ed in più è l'unica con impianto di risalita funivia. Go! Eccoci a Ravascleto, 943 metri di altitudine, ci vivono circa 500 anime, una più, una meno. È un bellissimo paesino montano da godere sia in inverno che in estate. Bene, qui però ci si toglie gli sci e si riprende la funivia. La prima funivia venne costruita nel 1975 ed era del tipo vai e vieni con cabine da 40 posti. Negli anni 90 vi fu una prima ristrutturazione dell'impianto, ma solamente nel 2007 Promotour decide di rimodernare la struttura con abitacoli indipendenti da 100 posti l'uno. La velocità è di 12 metri al secondo e una portata oraria di 1200 persone. In estate il biglietto andata e ritorno sono 13 euro, ridotto 6,50 €, bimbi gratis, mentre gli animali da affezione pagano 3 euro. Portatevi dietro la museruola che può essere che ve la chiedino. Madonna, che giornatona! Fino adesso la neve è meravigliosa, un po' ghiacciata, croccante, riesce a fare le curve molto bene, non c'è tantissima gente, c'è un sole, fa caldo, sono in maglietta a maniche corte, però secondo me più avanti incomincerà un po' a mollare. Devo ammettere che lo Zoncolan non delude mai, le piste sono tirate da Dio a biliardo,
e tutto funziona a meraviglia, super. Devo dire che l'area ski è organizzata in modo eccellente. Lo Zoncolan offre un'esperienza neve veramente gratificante. I tracciati sempre ben battuti e curati vanno a soddisfare le esigenze di tutti gli sciatori, qualunque sia il loro livello di preparazione. Lungo le piste ci sono diverse baite che offrono ristoro proponendo piatti tipici locali, gustosi e saporiti. Sport, svago, famiglia e divertimento sono assicurati da un'organizzazione studiata su misura con estrema accuratezza dalla Promotour Friuli Venezia Giulia. Vi assicuro, rimarrete incantati dal panorama che si aprirà davanti ai vostri occhi. Questi luoghi, la Carnia, il Friuli, vi conquisteranno il cuore. Io direi che con questo è tutto. Sul nostro canale trekking, mountain bike, furgoncini camperizzati, tende da tetto, sci e tanto Friuli Venezia Giulia. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi vi torneremo utili. Quindi zaino in spalla e alla prossima!